La novità che porta Trame Sonore è questo clima magico che stravolge naturalmente in meglio la città. Mantova si trasforma. La cosa che più mi piace dire in questo periodo è di immaginare, soprattutto per i mantovani, immagino gli spettatori di questa TV, di pensare di partecipare a questo festival come se andassimo in vacanza nella nostra città e facessimo una vacanza culturale a chilometri zero, come va attualmente adesso di moda, per cui è una vacanza magica. Partecipare a Trame Sonore significa veramente vivere la magia di una città che pur noi da cittadini che la abitiamo non la conosciamo, non conosciamo. Per cui io invito veramente tutti a frequentare per un momento questo progetto culturale, non un vero e proprio festival, ma questo progetto culturale che ci darà la dimensione di quanto questa arte, la musica da camera, sia attuale, direi necessaria, e di quanto questa città sia assolutamente perfetta per poterlo ospitare. Questo festival è diventato proprio un ambasciatore della cultura di Mantova, ma alla grande. Ma Trame Sonore mi fa aprire ancora di più questi occhi attraverso l'ascolto della musica. Iniziative come queste sono perfette, questo è un format straordinario, proprio perché è un format europeo per promuovere il turismo straniero nella nostra città. Abbiamo bisogno quindi sempre di alzare il livello e voi lo fate. Alexander Lonkiewicz, Danusia Waśkiewicz, grandissima violista, ex Berliner Philharmoniker, e Tommaso Lonkiewicz, figlio di Alexander, nel trio Opera 132 di Schumann e Racconti di Fiaba. E poi nella seconda parte il grandioso, magnifico, inarrivabile Giovanni Sollima con l'Orchestra da Camera di Mantova nell'Opera 123, sempre di Schumann, perché quest'anno Schumann e Clara sono un po' soprattutto Clara, la moglie del grande Robert, rappresenta uno dei nostri più importanti focus.